Noi abbiamo necessità che gli imprenditori, che coloro che hanno problemi, coloro che sono avvicinati dalla criminalità organizzata parlino, siano disponibili a individuare e a consentire delle indagini. I processi li stiamo facendo, i processi stanno portando anche a condanne importanti a Verona, a Padova e a Venezia. L'appello del procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi segue i 4 arresti, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, con l'accusa di estorsione e usura in concorso con metodo mafioso, che chiamano ancora una volta in causa l'organizzazione 'ndranghetista Grande Aracri e il cosiddetto gruppo bolognino. Un'indagine che a Venezia aveva già portato a 116 anni complessivi di condanna per più di 30 indagati processati con rito abbreviato e a Padova a 77 anni di carcere per il gruppo di testa dell'organizzazione composto da 7 persone. Nell'operazione di Carabinieri e Finanza anche diverse perquisizioni nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Le vittime sono imprenditori cui sarebbero stati applicati tassi di interesse anche superiori al 200% all'anno. Purtroppo è la solita emergenza che noi troviamo sempre di più in questa indagine. Si tratta di soggetti imprenditoriali, di imprenditori in crisi che vengono contattati o contattano direttamente questi elementi della società criminale per ottenere dei finanziamenti. I finanziamenti vengono ottenuti, però poi si apre un sistema di usura che l'imprenditore non riesce più a seguire, con quello che ne segue. Nell'indagine spicca il caso di Villa Ducale, un immobile da 2 milioni di euro sull'isola di Mazzorbetto, nella laguna veneziana, ora sotto sequestro preventivo, che secondo la ricostruzione il proprietario sarebbe stato costretto a cedere agli indagati poiché non più in grado di soddisfare il pagamento dei crediti. Sono state delle intimidazioni molto gravi anche. Adesso le intimidazioni sono sempre gravi, sono sempre violente, perché intervengono su soggetti, su parti offese che non sono aduse a comportamenti di questo tipo e che si trovano in difficoltà. L'indagine è completata o prosegue? Ci saranno altri sviluppi? Le indagini proseguono sempre. Gli arrestati sono Antonio Genesio Mangone, calabrese residente in Emilia-Romagna, ex braccio destro dei pluricondannati Michele e Sergio Bolognino, già in carcere a scontare 16 anni e 6 mesi per una lunga serie di estorsioni con metodo mafioso tra Padova, Vicenza e Venezia. Giulio Cuman, 69enne di Schiavone, in provincia di Vicenza, e il figlio Bernardino, rinchiusi nei carceri di Tolmezzo e Voghera, e Shaila Illir, un imprenditore di origini kosovare residente a Trevignano, in provincia di Treviso.